Buongiorno e bentornati con questo nuovo appuntamento con A voi la linea con contributi e dirette dal territorio. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assegnato all'ex dirigente scolastica e Presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi Teresa Tassanviol l'onorificenza ufficiale, ordine al merito della Repubblica Italiana per l'impegno e la dedizione mostrati durante la sua carriera. Dedico il riconoscimento al mondo della scuola, commenta Tassanviol. Vediamo il servizio. L'esemplarità delle scelte professionali ed umane, il senso di responsabilità che ha da sempre attraversato il suo impegno civile e sociale, la generosa dedizione verso tutti coloro che per ragioni diverse hanno incrociato il suo percorso di vita, siano essi colleghi, docenti, genitori o studenti. Sono queste le motivazioni con le quali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a Teresa Tassanviol, ex dirigente scolastica e Presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi, l'onorificenza di ufficiale ordine al merito della Repubblica Italiana, assegnato per ricompensare benemerenze acquisite verso la nazione nel campo delle lettere, delle arti e dell'economia e nell'impegno di pubbliche cariche di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari. Il riconoscimento, conferito lo scorso dicembre, è stato consegnato ieri durante una cerimonia presieduta dal prefetto di Pordenone, Domenico Lione. Sì, veramente anche una grande sorpresa, soprattutto un grande onore che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto farmi, del tutto inaspettato e per quel che, insomma, penso io anche forse immeritato, insomma. E comunque sono molto grata per questo riconoscimento e che mi sento comunque di considerare non tanto alla mia persona quanto al mondo della scuola in cui ho avuto la fortuna e l'onore, ecco, di servire e di lavorare lungo tutta la mia carriera. Quindi è un riconoscimento, un'onorificenza che voglio condividere con tutte le persone generose, competenti, professionali che ho incontrato lungo i miei anni di servizio nel mondo della scuola. La sua azione professionale, si legge nel documento di motivazione, è stata contraddistinta da uno spirito di servizio altruista instancabile, nonché serio e competente. Attraverso il suo impegno nella formazione e nell'educazione ha saputo condurre con l'esempio i giovani a comprendere l'importanza dell'istruzione e i grandi valori di cittadinanza. In tutto il suo impegno professionale emerge, ben oltre l'ordinaria attività che compete a ogni dirigente, conclude il testo, la cura attenta e generosa verso gli studenti con maggiori bisogni educativi. E dipartimenti nel caos con certificati che non arrivano ai cittadini e boom di contagi tra i ragazzini dagli 11 anni in su. È la situazione descritta da Khalid Cussini, segretario di Udine della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Sentiamo. Qua alla Tisana, da quando abbiamo cominciato a fare i tamponi dal 1° di dicembre, la prevalenza dei contatti, diciamo, il tasso di positività era prevalenza gente adulta. Gli ultimi 10-15 giorni il tasso di positività che, diciamo, spetta al giovane, che il tasso di positività è una cosa spaventosa, mentre all'inizio, diciamo, di dicembre e gennaio era prevalenza, che riscontravamo il positivo più a prevalenza persone adulte, gli ultimi 10-15 giorni stiamo veramente riscontrando giovani, insomma, di scuole medie e superiori. Questo, insomma, è importante, insomma, per questo è importante prendere una decisione veramente seria. Cioè, io gli dico solo ieri l'altro, perché ieri ero occupato da un'altra diciamo, riunione, ma insomma il lunedì su 31 tamponi che ho eseguito alla Tisana, 14 persone positive. E comprenderà che non è vero che quel 6, 7, 10% che ascoltiamo, insomma, e sentiamo in tutti i telegiornali, insomma, una percentuale ma veramente alta. E quindi voglio dire, i giovani pensavano di essere immuni, così non è purtroppo, così non è. Abbiamo avuto già una videoconferenza una settimana fa con il vicepresidente dove avevano accennato che da metà marzo in poi arriveranno probabilmente più quantitativo di vaccini. Oggi tra l'altro siamo convocati anche per il gruppo ristretto per parlare proprio di vaccini e dell'accordo, insomma, che è stato
tra l'altro insomma, siglato la settimana scorsa anche a livello nazionale. Speriamo di avere notizie insomma, migliori e soprattutto insomma, di uscirne con un risultato e di poter veramente iniziare almeno con i vaccini anche quello che abbiamo a disposizione, perché chiaramente siamo sempre limitati purtroppo del quantitativo. Noi come categoria, ripeto, vogliamo dire che ci siamo, siamo presenti, siamo disponibili e senza il nostro coinvolgimento sicuramente è difficile poter vincere questa battaglia. Quindi con il nostro coinvolgimento sicuramente dimostreremo quello che possiamo fare e quello che saremo in grado di fare. E con l'istituzione della zona arancione per le ex province di Udine e di Gorizia torna la chiusura di bar e ristoranti. Isabella Gregorato ha raggiunto per noi la referente dell'albergo Ristorante Wellness Center e albergo La Dimorette. Sentiamo. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo all'hotel La Dimorette. La struttura, come quelle analoghe sul territorio regionale o perlomeno delle province di Udine e di Gorizia che entreranno nuovamente nella zona arancione, si sta attrezzando per affrontare ancora questa nuova emergenza. Con noi una delle responsabili del ricevimento delle persone qui all'hotel La Dimorette, Martina Bello. Quindi vi state attrezzando e in che modo? Noi ci stiamo adesso organizzando per l'ennesima chiusura da un anno a questa parte e potremmo mantenere diciamo, il ristorante aperto solamente per gli ospiti per la cena. Purtroppo la nostra categoria in quest'anno è stata fortemente penalizzata e diciamo per l'ennesima volta appunto ci vediamo costretti a richiudere con non poche problematiche e con anche delle forti ripercussioni dal punto di vista economico. Ecco perché qui si potrà praticamente consumare solamente se si è ospiti dell'albergo. Certo, noi ci stiamo appunto organizzando proprio in tal senso e cercando appunto di organizzare, di dare un servizio agli ospiti e ai nostri ospiti. Ecco, a livello di prenotazioni come siete? Avete dovuto chiaramente disdire? Ce n'erano? Allora, come diciamo prenotazioni per i pranzi, sì, c'erano già alcune prenotazioni e ovviamente gli ospiti stessi ci hanno chiamato per disdire i tavoli, proprio perché appunto alla luce di questa nuova normativa. Ma anche per quanto riguarda l'aspetto serale? No, per quanto riguarda l'aspetto serale no, perché diciamo che le prenotazioni per la settimana successiva si stanno diciamo, concretizzando in questi giorni, in queste ore e quindi chi poi deve soggiornare per motivi di lavoro avrà la possibilità di farlo e di conseguenza al momento non abbiamo ancora ricevuto delle disdette. Abbiamo notato un calo, cosa avete? Esatto, delle prenotazioni, questo sì, per la settimana prossima. Ecco, ma effettivamente arrivare nuovamente a questo punto, perché ci sono degli esercenti che dicono ci vorrebbero maggiori controlli, si lasciano fare troppi assembramenti, perché le strutture si adeguano e cercano no, di essere in regola, di mantenere le distanze, di sicurezza, di mantenere tutto disinfettato. Certo. Ma il problema secondo lei dove sta? Non chiaramente nell'interno di una struttura dove tutto è in regola. Ecco, esattamente. Noi ci siamo fatti in quattro per rispettare al massimo le regole, cerchiamo di comunicare anche proprio all'atto della prenotazione quali sono le regole, appunto massimo 4 commensali per tavolo e noi siamo molto rigidi da questo punto di vista e appunto noi ci chiediamo il perché di questa nuova chiusura visto che ci siamo adeguati e cerchiamo appunto di osservare in modo scrupoloso queste regole e noi qua personalmente non abbiamo avuto assembramenti proprio perché c'è il distanziamento dei tavoli e le prenotazioni una volta diciamo ultimati i tavoli non prendiamo più prenotazioni e cerchiamo appunto di essere il più ligi possibile. Quindi secondo lei che cosa ci vorrebbe a questo punto? Ci vorrebbero maggiori controlli? Forse sì, forse sì, forse sì. E dal punto di vista economico, ristori, come siete? Arrivano o non arrivano? Dal punto di vista economico le perdite sono grandissime anche perché questi famosi aiuti tardano ad arrivare.
Ecco, nel frattempo quindi il personale non può lavorare tutto, no? In contemporanea. Siamo in parte in cassa integrazione, cerchiamo di creare un turnover per dare la possibilità a tutti comunque di lavorare, e quindi una parte è in servizio, una parte a casa in cassa integrazione, poi le settimane successive cerchiamo di ruotarci. Ecco. Quindi l'appello è anche questo, praticamente che arrivino il più presto possibile i ristori, che mi pare di capire al momento non siano stati sufficienti e che non abbiano coperto neanche una piccola parte delle spese a cui devono far fronte i ristoratori. Esatto, esattamente. Difficoltà quindi per i ristoratori, un attimo di pubblicità e torniamo subito con voi con la seconda parte di A voi la linea. Rieccoci con il secondo appuntamento di A voi la linea di oggi. Ci colleghiamo subito in diretta da Udine con Isabella Gregorato, che ha raggiunto per noi un bar, il titolare di un bar, per sentire quali sono gli umori a fronte della prossima attivazione sabato della zona arancione nelle province di Udine e nella provincia di Gorizia. A te la linea, Isabella. Grazie Paola, sono qui in piazza San Giacomo con Luca Lombardo, che è titolare del caffè al Portello. Come vi state preparando ad affrontare nuovamente un periodo in arancione? Diciamo che questo controordine, perché inizialmente pensavamo di rimanere in giallo tutta la settimana, ci ha preso ovviamente in contropiede. Quindi adesso cercheremo, almeno io cercherò in qualche maniera di portare avanti l'attività, anche con ovviamente una difficoltà economica, ma devo dire anche emotiva, perché cambiare continuamente fascia significa anche un impegno psicologico non facile. Io comunque ovviamente tengo duro, vado avanti, sperando anche che arrivino i ristori, perché ecco, posso immaginare anche i colleghi, cioè tutta la categoria si ritrova in queste condizioni. Ecco, dicevi anche dal punto di vista emotivo, esatto, che influisce, no, negativamente. Esatto, diciamo che la mia fortuna è avere una caffetteria, vineria, sì, ma immagino chi ha ristorazione piuttosto che American bar, piuttosto che pub, hanno delle perdite più corpose. Io diciamo mi attesto, quando siamo in zona gialla, sul 30% in meno, sì, in zona arancione sul 70-80% in meno. E ovviamente adesso spero che queste 2 settimane bastino, ma la mia preoccupazione è se dopo i numeri del contagio ovviamente non scendono, che Pasqua ce la facciamo in arancione se non in rosso. Ma converrebbe chiudere in questi periodi oppure cercare di recuperare quello che è possibile recuperare nelle ore di apertura, a parte che con arancione potrete solo fare take away. Esatto, io spero che ci sia più chiarezza a quel punto lì, anche perché ovviamente io ho dovuto, ho saputo ieri del cambio di fascia, chiamare dei fornitori e frenare una serie di ordini che erano già partiti. Diciamo che se ci fosse più chiarezza e anticipare certe decisioni, preferisco un mese chiuso, ma la risolviamo, aumentiamo i vaccini, cerchiamo di vaccinare il più possibile. Io ho chiesto anche a Confcommercio, e non so se è possibile, io sarei anche disposto, per dire, ad acquistare dei vaccini per vaccinare il mio staff, no? Così andiamo tutti nella stessa direzione, andiamo tutti per riniziare il prima possibile in maniera normale. Ecco, parliamo anche dei ristori, perché quello che vi è mancato, soprattutto nel 2021, quanto avete ricevuto dal 1° gennaio? Beh, dal 1° gennaio 0, quindi io non ho ricevuto nessun euro, adesso aspetto i ristori, perché adesso ovviamente è cambiato il governo e vediamo adesso cosa farà Draghi, e quindi noi siamo in attesa di avere anche, diciamo, un ristoro economico che possa in qualche maniera aiutarci, anche perché la problematica della liquidità è forte, no? Ovviamente non incassa. Si fa sentire sempre di più. Esatto, i costi fissi rimangono, gli affitti vanno pagati, i dipendenti vanno pagati, anche se c'è ovviamente la
la cassa integrazione, ma nel giallo poi anche lì c'è un problema di organizzazione anche con gli uffici sia amministrativi, per le paghe, per il commercialista, quindi è tutto un susseguirsi di diciamo, attività, no? Che vanno fatte. Bene, ringraziamo, facciamo tanti auguri a Luca Lombardo del caffè al Portello, vediamo che cosa succederà nel momento appunto in cui si riprenderà nella zona arancione. Grazie mille, grazie. Grazie. Ringrazio Gian Domenico Ricci per le riprese e restituisco la linea allo studio. A te Paola. Grazie Isabella, grazie al tuo ospite. Ed è isolata da ormai un anno Hong Kong il presidente del Fogolar Furlan di questa regione della Cina, Michele Cicigoi, è bloccato in Friuli Venezia Giulia dopo l'annullamento di tutti i voti. Ci racconta come stanno vivendo i nostri corregionali all'estero questo difficile momento di lockdown. Sentiamo. Qual è la situazione dei nostri corregionali all'estero, in particolare di quelli che fanno capo al Fogolar Furlan di Hong Kong? La situazione ad Hong Kong è la seguente, diciamo, da diversi mesi Hong Kong è in una bolla, c'è un lockdown quasi completo che è stato, diciamo, sollevato solamente poco tempo fa, nel senso che per mesi tutte le attività, ristorazione, hotel, negozi sono stati chiusi quasi completamente e solamente di recente hanno permesso di poter avere una vita sociale abbastanza normale. Ecco, questa è la situazione attuale. Si spera che con il passare del tempo la situazione vada migliorando. Tuttavia, attualmente per entrare ad Hong Kong c'è il vincolo di 3 settimane di quarantena, quindi sono vincoli più restrittivi rispetto alle altre parti del mondo. E il problema è che poi una volta entrati ad Hong Kong non si può uscire, perché i confini dicono che sono permeabili, ma in realtà vige una severa quarantena sia uscendo che poi rientrando, quindi di conseguenza la gente non si muove. Quanti sono i nostri corregionali in questa località? Allora, noi come Fogolar Furlan di Hong Kong abbiamo circa un centinaio di iscritti, di cui un buon quarto sono friulani. Altri 2/4 diciamo, sono italiani che provengono un po' da tutta Italia e l'ultimo quarto rimanente sono locali, cinesi di Hong Kong che hanno avuto modo di conoscere il Friuli e quindi si sono affezionati alla regione e si sono iscritti al nostro Fogolar. Da quello che potete aver avuto, dai contatti che avete avuto con loro, come si sentono? Hanno delle particolari necessità? Chiedono qualcosa ai friulani in patria? Diciamo, noi come Fogolar siamo un po' riconosciuti come interfaccia dei corregionali che per motivi di lavoro principalmente arrivano ad Hong Kong e poi vanno in Cina e quindi veniamo interpellati soprattutto per dare dei consigli, fare magari un po' di appoggio logistico, essere la prima interfaccia magari a livello di consulenza, ecco, vera e propria, per il corregionale che per la prima volta arriva e ha necessità di andare in Cina e capire un po' come funzionano le cose. Ecco. Quindi da questo punto di vista facciamo un po' da Camera di Commercio, da consolato, anche se ovviamente non ci sostituiamo a queste istituzioni, però corregionale ogni tanto si sente confortato diciamo, a confrontarsi con qualcuno della stessa regione che ha avuto a che fare in loco. Lei è il presidente, però adesso è in Friuli, a Corno di Rosazzo. Io sono in Friuli, a Corno di Rosazzo attualmente, vivo a Cormons e sono da quasi un anno, anzi da un anno che sono permanente qui, insomma.
Per scelta o per necessità di... San Rocco di Brazzano, devo correggere. San Rocco di Brazzano, San Rocco di Brazzano, qua... assolutamente, che quei campanili sono importantissimi e sono a San Rocco di Brazzano, effettivamente. Per scelta o per necessità? No, per necessità, perché non ci sono voli. Dal gennaio del 2020, fine gennaio 2020, l'Italia ha chiuso i voli con Hong Kong. Da allora non li ha ripristinati, quindi io sono nella condizione di avere un biglietto pagato che però non posso utilizzare, e la compagnia aerea continua a procrastinare la partenza. E alla luce delle nuove restrizioni per il mondo della scuola, i dirigenti scolastici chiedono rispetto per i sacrifici di studenti e insegnanti. Piazzare i ragazzi davanti a PC e vedere assembramenti nelle città sarebbe avvilente. È il pensiero dell'associazione Presidi. Sentiamo. La misura che sarà oggetto dell'ordinanza era prevedibile, nel senso che era stata anticipata nella giornata di ieri, quindi insomma non giungiamo impreparati di fronte a questa comunicazione. Notiamo che però i territori i diversi territori della regione sono, diciamo, colorati in modo diverso, no? Quindi una misura restrittiva sulla scuola come quella che è stata presa in considerazione trova, diciamo, una diretta coerenza e conseguenza nelle zone tipo Udine e Gorizia, che naturalmente sono anche i territori dove l'indice di contagio è molto preoccupante, e quindi trova, diciamo, una diretta corrispondenza. Si chiudono le scuole e si chiedono anche sacrifici in altri settori. La misura invece è la stessa misura presa anche per esempio a Pordenone, dove l'indice di contagio in realtà è molto inferiore rispetto agli altri territori. Supponiamo che sia una misura preventiva, che ha questo obiettivo di prevenire ulteriori zone di preoccupazione. La viviamo in questo modo. Nello stesso tempo auspichiamo ovviamente che i sacrifici che vengono chiesti alla scuola ancora una volta siano seguiti, diciamo così, da comportamenti coerenti, responsabili, corretti, anche fuori dalla scuola, in tutti gli altri ambienti che vediamo invece in questi giorni, diciamo così, non sempre rispettosi. Altrimenti anche l'efficacia del provvedimento rischia di non essere quella attesa. Quindi la scuola si troverà sicuramente impegnata, come sempre, a dare il massimo del proprio servizio, del proprio impegno, mettere i ragazzi nelle condizioni di seguire al meglio, pur in questa condizione che naturalmente sappiamo essere molto, molto limitativa, diciamo, soprattutto in ordine non tanto agli apprendimenti quanto alla socialità dei ragazzi. E nello stesso tempo auspichiamo, insomma, che questi sacrifici non siano inutili, ma siano corrisposti anche da tutti, ragazzi fuori dalla scuola e adulti in generale. Il paradosso sarebbe di bloccare in casa davanti a un video la mattinata degli alunni dagli 11 ai 19 anni per poi vederli nel pomeriggio sciamare, magari insieme alle famiglie, in altri luoghi. Questo non sarebbe un bello spettacolo. Ecco, la scuola primaria invece potrà continuare in presenza, ecco, e quindi forse questo, più sul versante famiglie, forse è un sospiro di sollievo. Sì, sappiamo che naturalmente più sono piccoli i bambini, più hanno bisogno dell'accompagnamento di un adulto, e quindi insomma, per le famiglie sicuramente la possibilità di mandare i figli più piccoli a scuola costituisce senza dubbio un vantaggio da questo punto di vista. Anche la didattica a distanza, diciamo, è più semplice con i ragazzi più grandi piuttosto che con bambini molto piccoli che non si possono piazzare davanti ad un computer per troppo tempo. Questi continui cambi di rotta però influiscono inevitabilmente anche sul lavoro dei dirigenti scolastici, che sono obbligati a confrontarsi di nuovo, a inventarsi tante soluzioni e a vedere anche i loro insegnanti, insomma, costretti a passare da un modo all'altro di insegnare.
Sì, credo che nell'anno che abbiamo alle spalle abbiamo dimostrato come dirigenti, ma con tutto il mondo della scuola, insomma tutto il personale della scuola, delle doti di flessibilità, di disponibilità e anche di generosità, anche di competenza veramente significative, che sicuramente spero siano apprezzate, insomma, non solo dal mondo della scuola ma anche fuori. È stato fatto un gran lavoro, bisogna dire che la scuola ha anche imparato da questa esperienza, quindi la metterà a frutto anche in seguito, però lo sforzo è stato grande e qualche volta lo stress conseguente è anche molto elevato. E finisce anche per oggi il collegamento di A Voi la Linea. L'informazione in diretta torna su Telefriuli con il TG delle 16:30. Un buon pomeriggio.